I presidenti di municipalità per noi saranno importantissimi nell'azione di governo che avrà nella giunta e nei presidenti di municipalità un riferimento importantissimo. Giovanni Pellizzato per Venezia Murano Burano, Anna Forte per Mestre Carpenedo, Donatella Marello per Marghera, Fabio Brusò per Chirignago Zelarino, Lionello Pellizier per Favaro Veneto, Alessandro Ruben Strozzi per Lido Pellestrina. Sono i candidati alla presidenza delle 6 municipalità del Comune di Venezia per il centro-sinistra. Il programma del candidato sindaco Andrea Martella prevede un rilancio di competenze e poteri delle municipalità come enti più prossimi al cittadino, rappresentativi delle diverse realtà di un comune complesso ed esteso. È una richiesta che io sento dappertutto. Coinvolgimento, confronto, servizi ai cittadini che possono essere dati più da vicino attraverso le municipalità, luoghi di rappresentanza politica e luoghi di governo vicini ai cittadini per le questioni anche più piccole ma anche per garantire dei servizi. È stato davvero uno sbaglio togliergli quei poteri che invece sono fondamentali se vogliamo avere un'amministrazione più prossima e che riesca davvero a coinvolgere. Da tempo il centro-sinistra denuncia la perdita di competenze che le municipalità hanno subito in questi anni e il loro rafforzamento è stato annunciato da subito nel programma elettorale anche come un forte segnale di discontinuità politica rispetto alla precedente amministrazione. In questi 11 anni sono state assolutamente dissolte dall'attuale amministrazione comunale, sono state tolte funzioni, poteri, deleghe. Oggi sì, è sorprendente che chi le ha distrutte nel corso di questi anni le voglia ripristinare perché lo stiamo dicendo noi. Noi lo faremo seriamente, chi lo dice oggi non è credibile dal momento che nel corso di questi anni le ha quasi sciolte.